cacciatore che spara a un'effigie, a una tavola della Madonna infissa in un albero e non la scalpisce neanche, quindi rimane colpito, va dicendo di questa cosa, i Savoia prendono per buona questa cosa e cominciano a costruire questa chiesa che voleva essere anche questa il mausoleo della famiglia. Poi in realtà il mausoleo è stato trasferito a Torino nella Basilica di Superga, però è stata avviata nel Cinquecento con vari problemi, perché poi è stata completata da questo architetto di Mondovì, Francesco Gallo, nel 1728, che ha fatto la cupola, fino ad arrivare addirittura a dei completamenti dell'Ottocento. Però questa idea grandiosa della cupola ellittica, vicino tra l'altro a noi, non è stata certo insensibile agli architetti liguri che hanno operato tra la fine del Seicento e il Settecento. Ma veniamo a noi, faccio rapidamente questa ovviamente. Che cosa c'è nel Seicento a Santa Margherita di chiese che in qualche modo potevano richiamare queste idee di piante centrali, ellittiche, ottagonali, allungate che si vanno discutendo e costruendo in Europa? Ci sono delle chiese molto semplici, una è quella di San Francesco dei Padri Cappuccini, che i Padri Cappuccini, come sappiamo, avevano delle regole precise per cui le chiese cappuccine sono tutte fatte allo stesso modo: un'aula con un'abside, col coro, cappelle laterali. Quindi i cappuccini avevano delle regole, non inventano nulla, se non chiese che hanno in qualche modo ereditato perché sono state consegnate a loro qualche santuario, eccetera. Però in generale, come anche un'altra chiesa famosa di Santa Margherita, San Giacomo di Corte, che è rifatta nel Seicento, riprendendo, però vedete è un impianto molto semplice, molto basilicale, perché riprende la pianta della chiesa medievale precedente. Quindi l'architetto ha solo rivestito con stucchi e affreschi e marmi una pianta che già esisteva, quindi non c'è nulla di nuovo dal punto di vista architettonico. Quello che di nuovo invece è la chiesa appunto di Santa Maria di Mezzago, opera di cui non si conosce esattamente l'autore, ma è attribuita a un Giovanni Antonio Ricca Junior. Io dico Junior perché i Ricca sono una generazione di architetti che operano in Liguria tra la fine del Seicento e i primi del Settecento. Sono originari delle valli di Imperia, probabilmente, quindi io penso che questo legame che c'è tra il Ponente Ligure e il Basso Piemonte, Santuario di Vitoforte di Mondovì o altri aspetti del barocco che si vanno creando in Piemonte, sono stati assorbiti meglio da questi architetti del Ponente che non magari da altri architetti. Comunque, i Ricca si trasferiscono a Genova e operano tra Genova e le Riviere, costruendo tutta una serie di edifici che hanno un impianto particolare, come vedremo. Questa è la pianta di Nozzarelo. Vedete che non è proprio una pianta ellittica ovale, ma è un ottagono allungato. Le pareti sono, come vedete anche all'interno, sono piane, sono curve. Però l'idea di questo edificio che si discosta un po' dagli altri ha fatto sì che molti, compreso quel visitatore, il vescovo nella visita pastorale, che dicevo, la definisce in forma ovale. In realtà molte chiese, questo è un famoso esempio, la chiesa di San Giovanni Battista Cervo, bellissima anche questa, come vedete anche nella pianta, si vede bene, sì, è una chiesa, un impianto rettangolare con gli spigoli smussati, chiamerei meglio, se non fosse perché ha questa facciata così
concava, che è tipica un po' in qualche modo delle chiese barocche, anche se è un semplice segno di un barocco che viene ripetuto, ma non ha quella idea delle facciate borrominiane che sono delle più antiche. Questa è una delle più antiche, siamo nel 1686. Un architetto sempre delle Valli d'Imperia, Giovanni Battista Marvalli, che ha costruito anche molte altre chiese, e nelle Valli d'Imperia ci sono diverse chiese di questa forma. Io ve ne ho fatto vedere una, la più famosa, ma come vedete l'interno è in realtà non ha delle pareti curve, ha delle pareti semplicemente non ortogonali tra loro. Ricca, il capostipite Giovanni Antonio Ricca Senior, nel 1633 costruisce questa chiesa a Novi Ligure, San Nicolò. Anche questa vedete che in realtà non è un'ellisse, ma ha dei lati lunghi con i 4 angoli smussati dove le cappelle si piegano. Se non fosse perché all'esterno poi viene data questa forma convessa che richiama il barocco, non sembrerebbe una chiesa poi di grande movimento barocco, però è comunque già una chiesa, tanto abbastanza grande, ma importante perché richiama quello che poi vedremo a Nozzario. Un altro bellissimo esempio di chiesa, sempre a pianta ottagonale allungata, è la Madonnetta sulle alture di Genova, una chiesa di un monastero agostiniano. Qui sono diversi gli autori, Giacomo Viano, Antonio Maria Ricca, Giovanni Antonio Ricca Junior, lo stesso che poi vedremo appunto a Nozzario. Ma Giovanni Antonio Ricca Junior lavora con lo zio Antonio Maria Ricca, che poi dopo aver fatto questo lavoro si fa frate, diventa monaco agostiniano. Evidentemente la mano del padre Giovanni Antonio Ricca Senior e dello zio fa sì che Giovanni Antonio Ricca prenda dimestichezza con queste piante. Bellissima l'interno, che vediamo con queste forme, però vedete che le pareti sono piane, non sono curviline. Così come vedendo la cupola si capisce bene che è un ottagono allungato. Un ottagono allungato è anche un'altra chiesa famosa di Arenzano, la chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso, 1703. Vedete che l'ho messo in ordine cronologico, quindi ci avviciniamo a Nozzario, che è del 1721. Antonio Maria e Giovanni Antonio Junior, anche qui Junior lavora con lo zio. Qui è interessante negli atti che ha pubblicato la professoressa Emina Veneghi facendo lo studio su queste chiese barocche, che la comunità di Arenzano, quando gli ha proposto questa pianta così, non la voleva. La gente non capiva, ma perché questa pianta ottagonale? Noi vogliamo una chiesa a 3 navate come si fanno sempre. Immagino gli architetti che fatica abbiano avuto nel dimostrare che in fondo è una pianta di concezione moderna, è meglio farla così, perché poi alla fine c'è stata poi una discussione di Caifa Viceri ed è poi passata questo esempio. È una chiesa che questa è grandiosa, che questa ahimè danneggiata dalla guerra, ma la cupola è stata ricostruita e vedete che anche qui c'è la pianta ottagono allungato, quindi l'idea che arriva a Nozzario è già qui. Vi propongo quest'altra piccola chiesa che è sempre della Ricca, Giovanni Antonio Junior, di nuovo la coppia, zio e nipote. Questa chiesa di San Pancrazio nel centro storico di Genova. Oggi è la chiesa dell'Ordine di Malta, dove celebrano la messa. Chi vuole sentire una messa in latino alle 5:30 qua sentirsi questa funzione in latino. Chi ha la mia età si ricorda che prima del concilio Vaticano II. La chiesa in realtà ha questa forma, con questa facciata oggi che vediamo ottagonale, questa forma
facciata convessa, ma in realtà non facciamoci illusioni, era la abside della chiesa precedente, medievale, che quando è stata trasformata in chiesa barocca hanno invertito l'ordine e quindi l'abside è diventata la facciata. Quindi questa chiesa in realtà è una chiesa barocca ma un po' particolare. Mentre un'altra chiesa molto bella, sempre questa volta attribuita a Giovanni Antonio di Cassegno, è questa di Santa Margherita di Sori, dove anche qui vedete comunque l'ottagono allungato. Poi queste chiese sono tutte molto arricchite da stucchi, dorature, molto spesso fatte dell'Ottocento, non originali, perché come a Nozzarego si faceva fatica a completare la chiesa, a costruire gli altari, per cui la chiesa, ci sono anche le visite pastorali, era ancora fino ai primi dell'Ottocento una chiesa scoglia. E così anche queste chiese tipo Sori, eccetera. Vedete, i dipinti sono tutti della fine dell'Ottocento, però hanno in qualche modo arricchito già una chiesa che aveva una sua caratteristica. Di molto bella è questa chiesa a Genova, sempre dei Ricca Segno, 1608, la chiesa delle Scuole Pie, nel centro storico. Questa la conosco, diciamo, bene, perché l'ho restaurata, era in condizioni di abbandono perché non era più gli scolopi, l'avevano abbandonata. È una chiesa di proprietà dello Stato, che poi lo Stato ha ceduto alla Curia. L'abbiamo restaurata ed è una bellissima chiesa con marmi nella parte inferiore e la volta affrescata dai Galeotti, Sebastiano Giuseppe Galeotti. Di bellissimo in questa chiesa ci sono le parti scultoree, i bassorilievi di Cacciatori, Schiaffino, di vari autori, scultori genovesi, queste bellissime cornici, dei coretti di questi locali dove i frati, gli scolopi o i malati potevano sentire la messa dai piani della casa professa senza scendere in chiesa. Un'altra, ho parlato di casa professa, in realtà è solo quella dei gesuiti, le case professe. Qui siamo un'altra chiesa, sempre di pianta ottagonale allungata, Sant'Ignazio a Genova, oggi la aula magna dell'Archivio di Stato, perché era anche questo il noviziato dei gesuiti a Genova. Questa chiesa è molto semplice, un ottagono allungato, non ha le dorature, non ha le decorazioni, perché probabilmente è passata, è diventata una caserma con l'epoca napoleonica ed è stata trasformata, addirittura qui la soprintendenza fa i restauri e dovete immaginare che questa chiesa, oggi la vedete così, ma aveva fino a 20 anni fa una soletta al centro che era le camerate della caserma della Guardia di Finanza. Un altro piccolo gioiello, che forse è la più bella, una delle più piccole chiese del nostro Giovanni Antonio Ricca Junior, è Sant'Orpete nel centro storico di Genova, vicino appunto al porto antico. Questa è una chiesa strana, perché questa, come vedete, la pianta è questa, si entra anche qui un po' alla Bernini, dal lato dell'asse trasversale, probabilmente anche qui perché lo spazio disponibile era poco, la piazzetta con la chiesa di San Giorgio era già questa bellissima piazzetta già sacrificata, e l'architetto non ha potuto fare altro che fare questa chiesa molto bella con questi stucchi fatti da stuccatori ticinesi. Questa è una chiesa particolare perché non è una chiesa parrocchiale, è una chiesa gentilizia. È stata fatta costruire dai Cattaneo della Volta, famiglia nobile che ha anche palazzo vicino,
che era proprietario della chiesa precedente, medievale, e come queste chiese fatte costruire dalle importanti famiglie nobili genovesi, era una chiesa in qualche modo privata, però aperta al culto per il quartiere, per chi voleva. E in questo caso poi si facevano un'altra chiesa di edilizia famosa, San Matteo, piazza San Matteo dei Doria, dove la facciata ha tutta una descrizione delle imprese dei Doria. Dentro sapete che c'è la spada, nella cripta la spada di Andrea Doria, bla bla. Questa quindi è una chiesa bellissima, ma siamo in presenza di una chiesa ellittica. Altra chiesa, Bogliasco, chiesa parrocchiale Giovanni Antonio Rica Junior. Questo è documentato come lui. Qui siamo in presenza di una chiesa veramente ellittica. Vedete la pianta sulla destra, un'ellisse, e vedete come a sinistra si percepisce questo ellisse. Le pareti sono veramente curve, come vedete. Ma vi faccio vedere una cosa che poi vedremo diversa nella nostra Perugia. Qui abbiamo sempre questa idea di questa trabeazione, questa grande cornice sopportata dalle paraste, con queste grandi paraste sempre appoggiate al muro che reggono la volta. Anche qui poi le dorature eccetera sono state fatte dopo. Un'altra chiesa sempre di Giovanni Antonio Rica Junior è Zoagli, San Martino. Anche questa, come sapete, ha sofferto i bombardamenti della seconda guerra mondiale, è stata parte ricostruita. Qui siamo di nuovo in presenza di una chiesa a ottagono allungato. Ma veniamo al nostro per finire. Qui abbiamo già visto questa pianta, ormai abbiamo capito che non è un'ellisse ma è un ottagono allungato, ma c'è una voglia di barocco e soprattutto la voglia di barocco è nell'articolazione interna. Io faccio, guardate un pochino, qui abbiamo questa cornice, le colonne isolate, che non sono le paraste che abbiamo visto nelle altre chiese, ma c'è la volontà di rendere delle colonne isolate dal muro di dietro, in qualche modo quasi, se vi ricordate, non ne sono torno indietro, la chiesa del Borromini di San Carlo alle Quattro Fontane. È una cosa molto particolare. Evidentemente il Rica Junior, a cui è attribuito questo disegno, forse l'ultima sua opera, si è sbizzarrito nel creare una cosa in qualche modo nuova. Ma purtroppo, ecco, guardate che bellissima queste colonne isolate dalla parete. Come anche di molto belli sono i due altari principali di Santa Maria, dell'altare del Crocifisso a sinistra e di Nostra Signora del Carmine a destra. Bartolomeo Orsolino è l'autore di questa a destra. Vedete come era la cornice barocca si vede in queste deformazioni, deformazioni che l'ordine architettonico subisce, e soprattutto nella qualità delle pietre, dei marmi. Questi sono i due altari che sono stati costruiti ancora nel Settecento, ma come vi dicevo, se vi andate a leggere i riferimenti anche proprio sul libro di Attilio Regolo Scarsella, che ha pubblicato diversi documenti, o ha citato diversi documenti della storia di Santa Margherita, per tanto tempo questa chiesa è stata spoglia, perché evidentemente la comunità di Nozzarino, che ha voluto questa chiesa grande, impegnativa e importante, aveva esaurito i fondi, quindi per tanto tempo è rimasta un po' spoglia, fin tanto che poi si arriva alla fine dell'Ottocento e si decora con quelle pitture che tutti conosciamo, quelle di Oldoino Multedo nell'abside e nel presbiterio, che richiamano la dedicazione della chiesa a Nostra Signora del Carmine. E quindi c'è l'episodio che
dell'apparizione della Madonna a San Simone Stock, che gli dà lo scapolare, quello tipico dell'ordine dei Carmelitani, che appunto è un elemento distintivo dei Carmelitani. Il presbiterio ha questo miracolo della pioggia miracolosa, perché è proprio sul Carmelo che il popolo, la popolazione, gli ebrei affamati sono stati in qualche modo sfamati da questa pioggia miracolosa della manna, che è ricordata appunto in questo episodio. Altro la Madonna del Carmine, ma sono interessanti alcuni affreschi che richiamano gli episodi. Scusate. Ecco, no, Raffaello Resio invece decora la navata. Raffaello Resio è questo pittore savonese che poi trasferitosi a Genova ha decorato molte chiese in Liguria, soprattutto qui nel Levante. In Val Fontana Buona ci sono molte chiese decorate da Resio, che aveva evidentemente una mano felice, perché aveva fatto delle grandi superfici decorate. Questo è importante perché ci sono due episodi, che sono la processione della Madonna del Carmine con figure che lo stesso Don Devoto ha detto probabilmente sono raffigurate delle figure ad allora della comunità di Nozzarico. È interessante, bellissima questa della Madonna del Carmine, che estende la sua protezione a Nozzarico, e qui vedete che in quel triangolo è dipinta proprio la costa con Nozzarico. Rapidamente anche la chiesa ellittica continua, e ci sono altri due esempi che vi faccio vedere. Uno è questa chiesa di Casella, Santo Stefano, che non sono più i Ricca che hanno in qualche modo dominato il panorama architettonico del Settecento, ma ci sono anche altri architetti, Simone Scaniglia, Storace, e qui siamo in presenza di nuovo di una chiesa ellittica. E concludo con questa piccola, bella chiesa che è sconosciuta, Santo Stefano di Larvego, che chiedo a voi, non tutti sanno, è una piccola frazione della Val Polcevera, che ha questa bellissima chiesa, veramente un'ellisse come vedete, chiaramente, fatta da questo architetto Angelo Giuseppe Scaniglia. Siamo alla fine del Settecento, quando ormai si andava verso l'idea del neoclassicismo. Poi interviene Barabino già alla fine del Settecento, primi dell'Ottocento, con delle chiese come una chiesa a pianta circolare, la Nostra Signora del Rosario, o chiese a pianta longitudinale trasformate come l'Annunziata del Bastardo, per la quale crea la facciata. Questa è bellissima perché è una chiesa di una comunità agricola, contadina, non poteva essere. Nozzarico è un po' diverso, perché a Nozzarico c'erano degli armatori, i Pino, famosi, che avevano delle proprietà, ma avevano anche delle barche, facevano un noleggio e quindi avevano una ricchezza accumulata, cosa che invece in questo piccolo centro della Polcevera c'era solo una proprietari agricoli, proprietari terrieri, che in qualche modo avevano una diversa ricchezza rispetto a quella di Nozzarico. Vi ringrazio per l'attenzione.